Buongiorno da Etna Alcantara TV Web, ci troviamo a Graniti, continuiamo con la categoria imprenditori della Valle Alcantara. Oggi siamo con Mister Romano Salvatore che si occupa appunto del food a livello anche internazionale, la sua azienda specializzata nella produzione e distribuzione di derivati. Ci spieghi un po' meglio, Mister Salvatore. Ok, noi qui abbiamo scelto appositamente Graniti proprio perché io sono di Graniti, mi sta al cuore Graniti e qui abbiamo trasferito allora dalla Svizzera nel lontano 2008, abbiamo trasferito il laboratorio e ci siamo messi qui, abbiamo creato qui questa realtà. Oggi siamo anche qui, che dopo vedrete anche con il nostro amministratore Enzo Parlavecchio, siamo qui, la realtà è cresciuta e abbiamo clienti in tutto il mondo. Come ho detto, nel lontano 2008 noi in Svizzera avevamo un negozio di specialità italiane, okay. Avevamo un bar, avevamo un ristorante, eccetera, eccetera. Quello che noi facevamo a dicembre con un panettone e un prosecco, prendevamo il treno scendendo giù in Sicilia con un panettone e un prosecco. Restavamo qui un mese. Dopo un mese dovevamo tornare per aprire di nuovo il negozio, il bar, il ristorante, eccetera. Più avanti si faceva, più difficoltà aveva mia moglie svizzera di rientrare di nuovo in Svizzera, perché qui sole, bella gente, c'è tutta un'altra cosa, la luce, eccetera. E così fu che io a fine gennaio, dopo un anno, andavo a casa, andavo a aprire tutto, a fine febbraio andavo a prendere mia moglie perché mia moglie restava qui. Quindi un ritorno al sud prolungato. Prolungato. Però dopo, un anno dopo mia moglie di nuovo, io fine gennaio, non ce la faccio a tornare. Fatto sta che dopo 2 o 3 anni mi ho detto ok, vabbè, fine febbraio non riesci neanche a tornare, allora vendiamo tutto e veniamo. Una scelta proprio così? Scelta proprio così. Diretta, di pancia? Sì. Però devo anche dire che avevamo una realtà in Svizzera che funzionava, quindi l'abbiamo venduta praticamente subito. Con quello che abbiamo ricavato lì ci siamo create qui questa realtà, ma anche è vero che non siamo andati così al nero, perché avevamo già il primo importatore che era quello svizzero, perché noi lì di casa conoscevamo, avevamo le conoscenze. Quindi tornate qui ma con gli agganci, diciamo, esatto. Le connection people, chiamiamole, per poter iniziare. E il nostro vantaggio fu ovviamente che sappiamo le lingue. Esatto. Sapendo le lingue, avere la conoscenza anche della cultura altrove, sappiamo come muoverci. E quindi il prossimo passo, a parte che avevamo già gli agganci in Svizzera, fiere, e così ci siamo allargati. Sta raccontando un po' anche, per chi li voglia cogliere, un po' come si lavora, come si agisce in questo settore del food export. Sì, ma non credo solo nel food, in tutto quello che si vuole fare. Penso che è molto importante innanzitutto credere in quello che si vuole fare, ma anche conoscere il mercato e sapere apposta la conoscenza come si deve muovere. Credo che, e ne sono proprio convinto al 100%, le lingue. Innanzitutto lingue, conoscenze, esatto. E credere in sé di quello che... Mi ha anticipato Mister Romano appunto con la classica domanda che noi facciamo nel finale, diciamo ha spoilerato un po' i segreti del successo, soprattutto per i giovani, anche perché a livello di informazione generica sappiamo che, diciamo, l'export italiano cresce sempre di più, ma a volte se ne parla in modo blando, in modo poco concreto, e noi abbiamo oggi l'esempio di un esempio appunto pratico che è tornato dal nord al sud, spostando le conoscenze, i contatti e soprattutto incrementando quello che, diciamo, produceva e distribuiva.
La difficoltà delle altre aziende rispetto, diciamo, la sua sta quindi semplicemente nella mancanza dei contatti e delle conoscenze giuste delle lingue, perché conosciamo molte realtà di giovani che puntano a questa, diciamo, facilmente questa azienda, diciamo, di derivati, no? Dalla produzione alla distribuzione, però purtroppo ha delle difficoltà a entrare nel mercato. Il segreto è quello appunto di andare fuori, frequentare le fiere, perché magari da qui uno pensa tramite e-commerce, tramite i social, non funziona. Conferma questa teoria? Confermo, non vorrei dire che non funziona tramite social, soprattutto oggi c'è il Facebook, c'è Instagram, ci sono altre piattaforme social dove uno si può muovere con tutti quei influencer, eccetera, però soprattutto è proprio la base. Se la base non è giusta, esatto, non è quella idonea a quello che si vuole fare, anche i social non possono aiutare. I metodi non aiutano se l'analisi non è azzeccata. Allora ognuno si deve impegnare e deve fare quello che deve fare. E ci spieghi un po' la differenza rispetto al passato, perché magari molti pensano ancora che si va con la valigetta come vecchi tempi. Ormai con i mezzi potenti che ci sono basta una call, basta un'email per iniziare appunto l'inizio, proprio l'aggancio con un futuro fornitore o appunto distributore all'estero. Cioè si agisce così tramite la serietà dell'azienda. Ci spieghi un po' nel dettaglio. Allora, quello che noi abbiamo fatto proprio anche durante il Covid, durante questo periodo della pandemia, abbiamo proprio sfruttato le nuove tecnologie. Come le abbiamo sfruttate? Le abbiamo sfruttate trovando i nostri nuovi importatori, facendo delle meeting con Zoom, facendo visitare virtualmente l'azienda che noi riportavamo, facendo vedere questi sono gli uffici, come fate dopo anche con Enzo, facendo vedere. Quindi la multimedialità. Assolutamente. Si deve inventare qualcosa. Quello però che vorrei aggiungere qui, che è molto 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 importante. Io ho una filosofia, però adesso sto parlando in aforismi. Se qualcuno non ha fame, non si inventa niente. Cosa voglio dire con questo? La creatività, l'imprenditorietà nasce proprio perché deve fare qualcosa, se no non c'è nessun ritorno. Quindi se non ha fame, se sta bene, non si farà mai niente. Non vorrei dire che io ho sempre fame, questo si vede già un po', no, però quello che voglio dire è che ci deve essere un motore di dietro che deve sempre, perché una volta che è partito qualcuno, devi sempre motivarlo, alimentare questo motore. Creare qualcosa di nuovo, perché a noi spesso ci succede quando siamo in fiere, il cliente che ci conosce già viene, già propositamente dice cosa avete di nuovo? E quindi dobbiamo sempre innovare, e quindi da lì parte dopo. E se abbiamo delle conoscenze, un esempio, non vorrei anticipare troppo perché forse non spoileriamo, stiamo mettendo su una nuova realtà, anche qui puntando su Graniti, che è una distilleria, una vera e propria distilleria, non è un liquorificio, e anche lì un nostro importatore ha detto: guarda, quando sei pronto dimmelo, perché non voglio neanche assaggiarlo, perché sappiamo i prodotti che vengono da voi sono prodotti ottimi. Vero è anche che abbiamo vinto vari premi nel Great Taste of Art in Inghilterra su 8 prodotti, quindi questo è quello che fa per noi. Noi credo qui nelle Vallate ci sono anche altre realtà molto più grandi che hanno fatto anche il suo o il loro lavoro, e quindi anche loro meritano, però quando c'è un'azienda artigiana piccola si deve proprio specializzare alle cose di nicchia e deve puntare sulla il qualità. Famoso fine food, chiamiamolo. Assolutamente. Non voglio dire con questo che le più grandi non fanno fine food, però quelli più piccoli si devono impegnare di più perché sono proprio lavorano in una nicchia,
dove la concorrenza è anche un po' più maggiore. Esatto. Quindi, come avete ben capito, questa intervista è da ascoltare e riascoltare, perché mister appunto Romano non solo ci spiega l'origine un po' dell'azienda e come agisce, come lavorano, ma addirittura ha spiegato gli step, il segreto appunto del successo, della continuità, dell'innovazione, della tradizione. E non basta solo avere un buon prodotto, ma bisogna saperlo vendere, comunicarlo, saperlo appunto presentare al meglio, e soprattutto la creatività alla base di qualsiasi azienda che si va sempre formando e con innovazione. Grazie mister Romano, continueremo l'intervista con l'amministratore. Allora, io sono Enzo Parlavecchio e sono l'amministratore della Gusta La Sicilia SRL, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di conserve alimentari di altissima qualità. Quando parlo di altissima qualità ovviamente non lo dico per pavoneggiarmi, lo dico perché questo è certificato dal fatto che gran parte dei nostri prodotti sono stati premiati al Greatest Award, che è il concorso di specialità culinarie più famoso e accreditato al mondo. L'azienda nasce nel 2008, all'inizio sotto il nome Il Mercato, poi dopo anni di continuo lavoro, investimenti e espansione si è deciso di trasformarla nell'attuale Destin Sicily, che è stata capace di proporsi a mercati più ampi. Ad oggi infatti vendiamo i nostri prodotti in diversi paesi europei, Germania, Olanda, qualcosina in Francia, in Svizzera e negli Stati Uniti e in Australia. E al momento puntiamo al mercato giapponese, sto seguendo personalmente delle trattative con un importatore giapponese e speriamo di poter concretizzare quanto prima. E con questo, da Eternal Country TV Web, è tutto, una buona giornata.